Siamo con Maria Vaccari, presidente dell'Associazione Amici di Lucca. Maria, è altra giornata dedicata alla solidarietà in cui voi siete presenti qui all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, quindi vi chiedo di presentare la giornata e anche dire due parole sulla vostra associazione. La giornata di oggi è la 24esima giornata nella quale si organizzano le Befane di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Che cos'è questa Casa dei Risvegli Luca De Nigris? È un centro di riabilitazione post-acuto per persone che purtroppo hanno avuto danni gravi, danni cerebrali e il coma nella loro esperienza. Noi come Associazione Agli Amici di Lucca abbiamo realizzato questa struttura e da 17 anni la struttura funziona e accoglie decine e decine di persone ogni anno con un sistema di accoglienza che è molto particolare, dove la famiglia è presente. Abbiamo bisogno, come è successo fino ad ora, per fortuna, che ci sia il sostegno della città, che ci sia il sostegno di tante persone sensibili, e anche oggi siamo qui proprio per questo motivo, per farci conoscere, per parlare della nostra mission e dove c'è anche generosità magari avere qualche contributo che ci supporta nelle nostre attività.